Gli incentivi in Italia per l'imprenditoria giovanile sono riservati agli under 35 e già questo è uno scoglio importante. Bisogna creare un ecosistema che permetta appunto a questi giovani di mettersi in gioco, di farlo senza ostacoli inutili e specialmente l'accesso al credito. In Veneto ci sono sempre meno lavoratori autonomi artigiani, un calo del 4,5% in un anno che si traduce in un totale di circa 146.000 persone. Calo sistematico che si nota in realtà da diversi anni. Ciò che manca, secondo Confartigianato, è un ingresso delle nuove generazioni. La metà degli artigiani ha ora infatti tra i 49 e i 64 anni. La fascia 35-49 che invece tipo un decennio fa rappresentava il cuore pulsante del settore, la maggioranza, oggi è circa un terzo del totale, quindi sono molto pochi e addirittura gli under 34 sono l'8,3% del totale, quindi pochissimi. Effetti del calo demografico, ma soprattutto della mancanza di incentivi. Tra studi universitari che finiscono alla soglia dei 30 anni e un primo passo nel mondo del lavoro che difficilmente arriva prima dei 25. Giovani che si affacciano al mondo dell'imprenditoria artigiana intorno ai 30-34 anni. Un artigianato che sta subendo poi un profondo cambiamento e che richiede sempre più tecnici specializzati, soprattutto nel mondo informatico. Stanno entrando nuove figure professionali e questo è un altro capitolo. Manca anche la formazione per quanto riguarda questi lavori. Per evitare, secondo me, una dispersione di sapere e know-how, bisogna creare una filiera generazionale di competenze che parta dalla trasformazione attraverso percorsi universitari, anche arrivi a dei tirocini e che permettono ai giovani appunto di entrare nel mondo del lavoro.